Ben ritrovati amici telespettatori con 30 minuti SPIL, l'appuntamento che ci consente di approfondire i temi che riguardano il mondo del lavoro, dell'occupazione, delle pensioni, in collaborazione con il Sindacato dei Pensionati della CGIL FVG. Lo facciamo come sempre con ospiti in studio, torniamo dopo la pausa del mese di agosto con temi sempre molto interessanti da approfondire. Con noi c'è Renato Bressan, che è il segretario generale dello SPI CGIL del Friuli Venezia Giulia. Bentornato Bressan. Un saluto a tutti e a tutti. E benvenuto per la prima volta ad Andrea De Luca, che invece è il segretario della CGIL di Gorizia. Buonasera a tutti e a tutte. Si parte oggi con Bressan, che ci fa un po' il quadro della situazione demografica con dei dati che vengono comparati di parecchi anni, da parecchi anni a questa parte fino ad arrivare ai giorni nostri, come è cambiata la popolazione numericamente, anche la composizione della popolazione nella nostra regione. Bressan, a lei. Sì, facciamo una fotografia intanto del territorio di Gorizia in comparazione anche con quella che è la dinamica demografica della regione Friuli Venezia Giulia. Come vediamo, il territorio goriziano segue l'andamento, come dire, della perdita, tra virgolette, della popolazione, soprattutto negli ultimi anni. Qui vediamo i dati dal 2001 fino al 2025, con una proiezione al 2035, dove sostanzialmente il territorio di Gorizia passa dai 140.000, quasi 141.000 del 2011, ai 138.000 del 2025. La cosa che bisogna notare è questa ulteriore flessione prevista nel 2035, come dire, poco sopra i 138.000, ma soprattutto se noi togliamo da questa contabilità quelli che sono, come dire, i nuovi iscritti nella residenza che arrivano dall'estero, ecco, noi allora lì registriamo un vero e proprio crollo, arriviamo a poco meno di 124.000 e, come abbiamo già detto l'altra volta quando abbiamo analizzato il territorio di Udine, sono per lo più lavoratori attivi che arrivano, come dire, dall'estero e che occupano postazioni lavorative che altrimenti non sarebbero occupate e che, come dire, ci danno una mano a mantenere quelli che sono i tassi di attività presenti sul territorio. Quindi facciamo spesso di quelle attività che gli italiani non vogliono fare più. E quelle attività che molto spesso, come dire, gli italiani non vogliono fare più, ma che sicuramente, come dire, Andrea De Luca, il segretario del CGIL di Gorizia, potrà, come dire, fornirci in maniera più puntuale e precisa. Pensiamo solo, lo dico per il titolo, alla Fincantieri, insomma, ecco, dove lì abbiamo una concentrazione assolutamente importante che dà un contributo importante di ricchezza anche in quel territorio, ma che porta con sé anche tante altre problematiche. E consente anche di avere dati di PIL abbastanza, come dire, qualcuno dice gonfiati, no? Per quello che avviene a Monfalcone con i cantieri, ma questo è un tema che non riguarda ovviamente il discorso di questa sera. Largo, è un tema molto largo, però è chiaro che nell'Isontino e nel Goriziano, Monfalcone, la componente Fincantieri, poi la vedremo, è sicuramente determinante per molti fattori e per molte analisi economiche e del lavoro. Continuiamo, Bressan, ancora con altri dati. Certo, e guardiamo per l'appunto quello che è, come dire, gli emigrati per l'estero, cioè guardiamo l'altra faccia non solo dell'immigrazione ma anche dell'emigrazione, perché noi purtroppo molto spesso parliamo solo e esclusivamente di immigrati, poco parliamo invece dell'effetto immigrazione, cioè di tutti quelli che se ne vanno dal territorio. In regione abbiamo visto già l'altra volta, lo ribadiamo, che negli ultimi 10 anni se ne sono andati più di 54.000 persone. Da Gorizia se ne sono andate più di 7.500 e la previsione al 2035 è che se ne andranno altre 6.000 persone. Chi sono queste persone? Beh, l'identikit ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo in maniera precisa, cioè noi sappiamo che questi sono per lo più giovani, sono persone laureate magari da poco, che non trovano una collocazione adeguata ai titoli di studio e ai sacrifici che hanno fatto le famiglie per far studiare i loro ragazzi, che ad un certo momento prendono
e se ne vanno. Se ne vanno dove? Se ne vanno all'estero, non se ne vanno nemmeno in altre regioni, se ne vanno proprio all'estero, e cioè vanno in Francia, vanno in Germania, vanno in Inghilterra, a volte negli Stati Uniti o in Australia. Perché? Perché là trovano condizioni lavorative più aderenti ai cicli di studio che hanno fatto e soprattutto un salario più adeguato, cioè riescono lì, come dire, a costruirsi un progetto di vita, cosa che non riescono a fare qua. Ascoltavo proprio oggi alla radio una considerazione su questi dati, cioè che un laureato in Italia guadagna un terzo in più di chi ha il diploma, all'estero una volta e mezzo più di chi ha il diploma. Sì, quindi sì. parliamo di veri, di condizioni reali, assolutamente invitanti da parte di chi, dai paesi che offrono la possibilità ai nostri che purtroppo scappano dall'Italia anche per questo motivo. Ecco, pensiamo, come dire, all'impoverimento che noi abbiamo sul territorio rispetto a professionalità di cui abbiamo una fortissima necessità. Pensiamo al sociosanitario, mi attengo a questo perché, come dire, la popolazione anziana, come dire, ha una necessità maggiore rispetto al resto della popolazione. Sappiamo che la popolazione anziana assorbe molto della domanda sociosanitaria per le ragioni che qui abbiamo già spiegato più volte, e noi, come dire, manchiamo di infermieri, manchiamo di medici, di infermieri di comunità, di strutture, e se ne vanno, come dire, a portare quella capacità che loro potrebbero esprimere sul nostro territorio all'estero. Ed è una delle ragioni per le quali, come dire, discutiamo anche con la Regione, perché non solo, e va bene il fatto che adesso la Regione, come dire, abbia attivato qualche strumento per riuscire a far rientrare, ma quello che vogliamo discutere con la Regione è come intanto manteniamo quelli che sono qua. Perché farli rientrare a volte è molto difficile, perché si sono già posizionati da tempo là, magari hanno già fatto famiglia, eccetera. Ma intanto come costruiamo le condizioni per farle mantenere sul territorio? Abbiamo quest'altro dato qui delle nascite che... E questo è un altro dato, come dire, che la dice lunga su quello che è l'effetto dello spopolamento nel nostro territorio, compreso quello di Gorizia. Se guardiamo ad esempio solo Gorizia, da 1121 nati, come dire, nel 2001, siamo passati al 2024 a 826, cioè abbiamo abbattuto del più del 20%, come dire, le nascite. E ricordo che siamo in un territorio che tutto sommato, come dire, è quello che risente meno dal punto di vista della caduta delle nascite, però la caduta la registriamo anche lì. Perché risente meno? Perché abbiamo una popolazione straniera più estesa, più ampia. Sappiamo che gli stranieri in qualche maniera ancora oggi riescono a fare qualche figlio in più rispetto agli italiani, ma si stanno allineando lentamente a quelli che sono i tassi di nascita delle famiglie genitoriali anche gli stranieri italiane. si stanno allineando appunto al tasso di nascita italiano. Al tasso di nascita dei genitori italiani. Questo cosa ormai, significa? come dire, si stanno abituando ai nostri costumi, ma del resto il costo della vita, come dire, è uguale anche per loro. Non è che... Quindi significa questo, insomma, che alla fine il problema del calo demografico è da andare a ricercare anche nel costo della vita alta, nella difficoltà anche di poter poi organizzare una famiglia con il lavoro, con la scuola e tutto il resto. Proseguiamo ancora, ci sono ancora dei dati molto interessanti che arrivano da queste slide che vi proponiamo con sì, qui numeri. Parliamo di un altro dato che riguarda sempre la popolazione, ma che ha un'incidenza fortemente pesante, ad esempio sui caregiver. Ora, quindi sugli assistenti familiari, cioè chi assiste chi ha bisogno di essere assistito, cioè il non autosufficiente, il portatore di handicap, eccetera. Ora, vorrei far notare che mentre nel 2001 il rapporto che avevamo tra il Friuli Venezia Giulia e il territorio goriziano era 10,5 a 10,8, cioè avevamo più persone nel territorio goriziano che potevano seguire un non autosufficiente. Ecco, adesso siamo passati nel 2025, questo rapporto si è praticamente invertito, è 7 a 6 nel territorio regionale, è diventato 7,2, come dire, quindi più basso rispetto al rapporto regionale, quindi abbiamo meno possibilità di seguire le persone non autosufficienti e quindi abbiamo meno caregiver a disposizione. È un tema anche questo che stiamo discutendo con la Regione, perché noi possiamo certamente parlare di assistenza domiciliare,
ma se ti manca il personale infermieristico, se ti manca la possibilità, come dire, dell'assistenza domiciliare, devi rivolgerti o al badantato, che sappiamo ha un costo ormai elevato ed è giusto pagarli, come dire, i badanti e le badanti, non è che possiamo sfruttarli, ma sappiamo anche che ci rivolgiamo sempre più spesso agli assistenti familiari, che però a loro volta diventano anziani anche loro e sono sempre meno. Quindi il tema sappiamo che non è di facile soluzione, perché se la curva demografica è quella lì, che cala la popolazione, dall'altra parte abbiamo l'invecchiamento, è chiaro, come dire, che dobbiamo inventarci altre strutture, altri strumenti per poter assistere queste persone. Non è un caso, come dire, che parliamo di co-housing, e cioè di coabitazione assieme ad altri, ma anche queste strutture hanno bisogno poi di personale che le seguano direttamente in queste strutture. Fra tanti dati che abbiamo visto in tendenza verso il calo, ci sono però dei dati che invece prevedono una crescita, che è sicuramente positivo perché significa che si vive di più, gli anziani oltre i 65 anni aumentano, questa mi sembra essere la previsione, no, per lo scenario del 2000, da qui al 2035, e però questo poi ci porta al problema di cui parlavamo pochi istanti fa, e cioè più anziani, più persone bisognose di certo. assistenza, servono professioni e figure con un numero di addetti adeguato. Sì, quindi noi anche qui, insomma, adesso abbiamo segnalato questa crescita dal 2001 al 2025 da 251.000 anziani, quindi oltre i 65 anni di età, siamo passati a 328.000, quindi una crescita assolutamente consistente. Nel giro di pochi anni arriveremo a quasi 380.000. Lo stesso per quanto riguarda il territorio di Gorizia, segue lo stesso andamento, quindi da 30.000 arriveremo quasi a 44.000 anziani, una crescita significativa che però porta con sé una maggiore domanda sociosanitaria, una maggiore domanda di assistenza, una maggiore domanda rispetto anche al fatto che le pensioni, ma come vedremo dopo, per una larga parte della popolazione anziana non è sufficiente, come si dice, a sbarcare il lunario, perché solo la spesa farmaceutica, e lì aumenta quando siamo anziani, la spesa di ricovero nella struttura residenziale e le spese, come dire, di assistenza medica sono spese, come dire, consistenti che vanno a carico dell'utente e per le quali anche qui ne discutiamo con la Regione, perché quel carico bisogna in qualche maniera alleviarlo, sopportarlo, perché se no continua ad aumentare quella parte di popolazione, siamo già ormai al 10%, che non si cura perché non hanno le risorse necessarie per poterlo fare. Dopo la slide con qualche dato positivo sulla crescita del numero degli anziani, torniamo di nuovo ai dati in negativo, che c'è un'altra slide con lo scenario dei giovani 0-14 anni, e in questo caso torniamo a notare un calo sia a livello regionale che a livello di territorio goriziano di cui ci stiamo occupando oggi. Certo, e questo è il dato assolutamente preoccupante, perché se noi continuiamo a diminuire, lo abbiamo visto con la caduta delle nascite, e quindi di conseguenza anche il numero dei giovani continuerà a diminuire, beh, io so che in prospettiva, da qua a pochi anni, non ho il ricambio dei tassi di attività del mondo del lavoro, ed è una di quelle dinamiche che le Camere del Lavoro stanno affrontando nel territorio, perché le stesse imprese, come sappiamo, chiedono manodopera. Ma se noi non riusciamo a fornirla attraverso, come dire, una popolazione giovane che può rimpiazzare e sostituire i lavoratori che escono dal circuito lavorativo perché vanno in quiescenza, vanno in pensione, questo vuol dire in buona sostanza meno tassi di attività, meno entrate tributarie per le casse comunali, meno entrate per le casse regionali e meno servizi sociali a disposizione. Quindi, come dire, siamo dentro a uno spirale che ci preoccupa moltissimo, e quello che stiamo chiedendo all'attore pubblico è che questa spirale bisogna invertirla in qualche modo, ma la si può invertire se faccio investimenti, non se riduco la spesa, perché se riduco la spesa, come dire, a quel punto è il classico cane che si mangia la coda. Adesso andiamo avanti, perché questo è un altro dato che ci fa vedere come dal 2001, per esempio, in regione si sono persi più di 100.000 persone, forza lavoro fra i 15 e i 64 anni, e si arriva allo scenario del 2035, che è quello appunto che ci porta a questa previsione di perdita dal 2001, più di 100.000 in regione e più di 10.000
nel Goriziano. Nel Goriziano è quello che dicevamo prima, cioè la demografia è una scienza, come dire, ed è una conseguenza dietro l'altro. Quindi se abbiamo meno nascite avremo meno giovani, avremo meno occupati. Se c'è l'invecchiamento della popolazione è chiaro che se prima avevo 91.000 nel Goriziano lavoratori attivi che davano un contributo in termini di PIL e anche di risorse e di tributi, adesso se ne ho 85.000, come dire, quella base imponibile si accorcia e quindi avremo maggiori difficoltà anche in quel territorio a mantenere i servizi. Chiudiamo con altre due slide velocemente, poi passiamo ad altre analisi che sono quelle appunto che ci portano alla composizione dell'occupazione del mondo del lavoro attuale nel Goriziano. Qui siamo con le pensioni pubbliche e private. Bressan, questi grafici cosa ci dicono? Allora, questi grafici ci dicono intanto che per quanto riguarda sempre la provincia di Gorizia, il territorio di Gorizia, noi abbiamo complessivamente in questo momento oltre 54.000 assegni pensionistici che vengono staccati ogni mese dall'INPS. Ovviamente ci sono tutte, dalle pensioni di vecchiaia, l'inabilità, l'invalidità, le pensioni sociali, eccetera, eccetera. Sono 54.000, 42.500 arrivano dal settore privato, 11.700 che non sono poche, come dire, dal settore pubblico. Quindi abbiamo una massa complessiva di pensionati importanti che, come dire, hanno lavorato una vita e hanno diritto ad avere una pensione dignitosa per poter proseguire a vivere dignitosamente. L'altro dato e ultimo dato è che però di queste pensioni ben 24.200 non arrivano a 1.000 euro lordi al mese, cioè che vuol dire che sono 700 euro netti al mese, poco più, con i quali, come dire, chi percepisce quella pensione lì per davvero non arriva a fine mese, cioè per davvero non è in grado di comprarsi le medicine per curarsi, per davvero non è in grado di pensare di poter entrare in una struttura residenziale che costa 4.000 euro al mese. Quindi è chiaro che questi dati ci servono per discutere, per quanto riguarda noi, con la Regione, perché al di là di questi numeri poi ci sono le persone in carne ed ossa che vanno tutelate. Allora adesso possiamo passare invece a dare la parola ad Andrea De Luca, segretario della CGIL di Gorizia, per fare un'analisi diversa. Adesso abbiamo visto la demografia e quello che è l'andamento che ci porterà fino al 2035 in base alle previsioni. Adesso andiamo a vedere invece per quanto riguarda il mercato del lavoro com'è la situazione. De Luca, questa è la prima tabella che vediamo, la composizione provincia per provincia di come appunto si distribuiscono gli occupati. Sì, noi oggi ci concentriamo sulla provincia di Gorizia, abbiamo una dinamica dal 2018 al 2024, i dati certificati dall'Istat, quindi abbiamo dati certi, vediamo un dato in crescita, quindi da un certo punto di vista quantitativo positivo, nel senso che partiamo dai 53.000 del 2018 per arrivare ai 59.000 del 2024. Tranne quel periodo purtroppo del Covid dove c'è stata una flessione, ma un po' dappertutto, soprattutto in alcuni settori come quello della ristorazione. Poi nel 2024 dove esatto, nel senso c'è poi l'aumento maggiore fra gli anni. Esatto, quindi con un'altra provincia è tra le migliori in regione da questo punto di vista, ma adesso lo vediamo dal punto di vista numerico quantitativo, poi qualitativamente bisogna analizzare il dato. E quindi analizzare anche i tipi di lavori, i tipi di contratti, esatto, e quello fa la differenza. A tempo determinato, contratti a tempo indeterminato soprattutto. Nella prossima, in questa slide si vede sempre con questa panoramica 2019-2024 le tipologie contrattuali nella provincia di Gorizia e vediamo e si vede subito in maniera molto netta che le tipologie contrattuali sono quelle precarie, quelle che sono con il dato positivo, quindi ci troviamo con i contratti a termine, a tempo determinato e quindi c'è un aumento dai 9.400 ai 10.700, i contratti di somministrazione, quelli tramite le agenzie interinali, abbiamo anche qui un aumento abbastanza netto, quindi una variazione anche tra 2023 e 2024, quindi molto importante, il lavoro stagionale.
quindi tutto il mondo, diciamo che turismo anche, turismo, no? quindi alberghi, ristorazione, quel settore lì, dove fa da padrona nella provincia di Gorizia, ecco, la città di Grado. E poi ci sono i contratti a chiamata, il contratto intermittente, che anche qui c'è un dato importante. Invece, se si vede il dato a tempo indeterminato dei contratti a tempo indeterminato, non solo è calato tra il 2023 e il 2024, ma se guardiamo dai dati pre-Covid è calato ancora. Quindi le tipologie di assunzione, di entrata nel mondo del lavoro di tutti, dai giovani ai meno giovani, sono contratti precari. Quindi abbiamo numericamente dei dati interessanti di crescita, ma qualitativamente rispetto ai contratti che vengono garantiti ai lavoratori c'è qualcosa da rivedere. Esattamente. Come si vede, ecco, dalla tabella 26, se vediamo quali sono le tipologie contrattuali nella provincia di Gorizia, il contratto a termine in percentuale è il 46,4%, che è un dato addirittura superiore alla media della regione. In regione abbiamo poi 17,1% del lavoro tramite agenzia interinale, tramite la somministrazione, il contratto a chiamata del 7,3% e il lavoro stagionale del 15,3%. Il contratto a tempo indeterminato, che per noi è il contratto corretto, il migliore, diciamo migliore così, quello da che questo punto di garantisce vista, di più dove garantisce il lavoratore è ovviamente è addirittura al di sotto della media regionale, che già è una media molto bassa, ecco, a livello anche nazionale. Proseguiamo con le slide, e questa è una slide molto interessante perché vediamo un numero molto alto alla voce dimissioni, cioè persone che volontariamente lasciano. Credo si riferisca a tempo indeterminato, c'è l'intestazione della tabella, quindi non credo, è così, quindi chi lascia il posto cosiddetto sicuro per tentare un'altra strada, alcuni si riciclano con un altro posto altrettanto a tempo indeterminato, altri invece scelgono altre tipologie di lavoro. Sì, anche qui bisogna analizzare il dato, i motivi di cessazione per cui cambiare lavoro è un dato comunque un aumento già pre-Covid, quindi avevamo già un dato di dimissioni volontarie, quindi di cambiamento di lavoro molto importante. Questo dà un dato di una volatilità molto elevata del mercato del lavoro. Questo significa però anche che le condizioni di lavoro, le scelte di cambiare lavoro sono dato da vari motivi. Uno è sicuramente quello del salario, le retribuzioni, quello è uno dei fattori più importanti di cambiamento, ma non è solo quello. Adesso e soprattutto dopo il Covid c'è la questione della conciliazione tempi di vita e lavoro, e in questo momento conta tanto. Queste dimissioni non riguardano solo il privato ma anche il pubblico, come si parlava prima, soprattutto nel sociosanitario c'è tanto cambiamento dal pubblico, dalla sanità pubblica alla sanità privata, o anche dalla sanità pubblica a fuori regione / estero, perché tante professioni con un certo tipo di professionalizza, la scelta di andare all'estero è sempre più forte per i motivi già noti, che abbiamo già menzionato. E poi abbiamo invece i dati, quelli di chiusura dei rapporti di lavoro, che sono quelli di natura economica, disciplinare e risoluzioni consensuali, che hanno una dinamica sicuramente minore, diversa, ma quasi naturale, nel senso nei rapporti di lavoro. Fisiologica, assolutamente fisiologica. Qui abbiamo invece i flussi del mercato del lavoro, sempre ovviamente riferiti alla provincia di cui ci occupiamo oggi, Gorizia. Anche qui, come abbiamo visto i dati precedentemente, numericamente sono maggiori, cioè sono un dato positivo, nel senso perché il numero del flusso è molto elevato, dato da molti fattori, come avevamo anticipato prima. La questione demografica, sicuramente tutti i pensionamenti che ci sono stati nell'ultimo periodo dà un mercato del lavoro molto più ampio nella provincia. La questione, anche qui, le assunzioni sono aumentate, nel senso che dal pre-Covid, che erano pari a 20.000, ci ritroviamo a 23.227, quindi stiamo parlando di una variazione decisamente importante, ecco. E quindi c'è una certa, come dicevamo prima, una certa volatilità, ecco, anche nel flusso del mercato del lavoro.
Quest'altra slide invece fa una fotografia del lavoro dipendente nel settore però privato per provincia, ovviamente noi vedendo però la provincia di Gorizia ci soffermiamo su quella. Sì, i lavoratori nel settore privato sono aumentati, il dato è maggiore perché la ricerca dei settori nel quale c'è maggior richiesta, stiamo parlando soprattutto nel Basso Isontino, quindi è tutta la parte della metalmeccanica, dei settori della chimica ed elettrica, che ci sono diverse aziende che ricercano personale di quei settori lì. Poi c'è comunque la parte terziario, turismo, quindi che fa da traino anche da questo punto di vista sulla richiesta dei lavoratori nel mondo del privato, e quindi ci troviamo con un dato positivo nel senso nel settore privato. Nel settore pubblico invece qualche criticità è molto c'è. Ma già bisogna scappare dal pubblico. Vediamo. C'è una fuga, tra l'altro nel senso anche molti cambiano proprio il settore lavorativo, cioè dal pubblico, per esempio anche sanità, cambiano settore. Comunque mi sembra di capire che la sanità è il settore dal quale scappa più gente. C'è una questione decisamente del settore pubblico, perché ci sono delle situazioni decisamente di cui si parla, di sottorganico, che i lavoratori e le lavoratrici di quel settore sono a parte tartassati proprio dalla mole di lavoro che comunque portare, turni di lavoro, e anche la questione ormai retribuzione sono retribuzioni basse. Quindi molti cambiano addirittura lavoro, qualcuno se ne va nel privato a fare l'infermiere o l'operatore socio-sanitario. O addirittura c'è il passaggio anche alle partite IVA, al lavoratore il privato ha più possibilità di contrattare dal punto di vista economico. Non è legato ai contratti nazionali, a cui è legato evidentemente il pubblico. Vediamo quest'ultima, credo che sia l'ultima slide, questa qui, che ci fa il quadro delle retribuzioni. Con i settori e quanto in media garantiscono come stipendio. Noi vediamo che delle retribuzioni medie all'interno della... Sono lorde, no? Sono lordi, sì, assolutamente sì. Ci ritroviamo con una situazione che della provincia di Gorizia che è la più bassa tra le 4 province della regione. Quindi noi ci ritroviamo con una retribuzione media al di sotto di quello che sono nelle altre province. Questo dipende anche dalla distribuzione delle tipologie anche di delle lavoro. Tipologie di lavoro, esattamente. Perché vedo che l'industria mi sembra che sia il settore che garantisce le retribuzioni più alte. Sì, esatto. Possiamo dire evidentemente che a Gorizia, al di là della Fincantieri, c'è tutto, comunque nel Basso Isontino ci sono diverse aziende metalmeccaniche importanti che non solo Fincantieri, anzi che hanno diverse aziende multinazionali che lavorano presso l'Isontino. Nonostante ciò Gorizia soffre da questo punto di vista. Vediamo anche gli altri settori, magari quello più in linea è quello del commercio, nel senso che è abbastanza regolare dal punto di vista della retribuzione media, come anche quella del turismo. Abbiamo industrie e costruzioni, sono quelle al momento che vanno ancora per la maggiore dal punto di vista economico. Però da questo punto di vista vediamo però che ci sono altri aspetti da prendere in considerazione, per esempio tutto il mondo del turismo, soprattutto ristorazione. Lì c'è un problema di verifiche, controlli, di lavoro grigio, e quindi queste anche retribuzioni medie sono molto sfasate rispetto alla realtà dei fatti. Grigio o anche nero? Diciamo sì, diciamo che le aziende hanno imparato tante volte a trovare formule più grigie che nere, sapendo già... Nero, esatto, nero, sì, però rimane un problema forte. Rimane un problema forte, molto certo, forte. Perché c'è un sommerso che va ad incidere anche poi sulle statistiche, evidentemente anche sulle strategie che si fanno in base ai numeri reali, che poi a volte non sono reali. E poi c'è una questione di legalità, perché purtroppo non siamo immuni in quel settore, perché è facile parlare di appalti, subappalti, e poi magari su Fincantieri o altre cose, ma il mondo della ristorazione e del turismo fa una buona parte di purtroppo di quel mondo che di legalità che avrebbe bisogno assolutamente, soprattutto le lavoratrici e i lavoratori di quei settori. Bene, senza generalizzare naturalmente, ma è giusto lanciare questi,
non mi riferivo naturalmente a quello che diceva lei, ma in generale, però come abbiamo detto anche questo settore evidentemente ha qualcosa da rivedere al suo interno. Grazie a Renato Bressan, segretario generale dello SPI-CGIL del Friuli Venezia Giulia, Andrea De Luca, segretario della CGIL di Gorizia. Grazie. Una puntata fatta di molti dati, sui quali naturalmente torneremo prossimamente, magari con dettagli maggiori e focus maggiori sui settori singoli, più ristretti, ma intanto abbiamo avuto una panoramica di quella che è la situazione da un lato demografica e dall'altro, per quanto riguarda la provincia di Gorizia, in particolare dell'occupazione in questo momento. Vi ringrazio per averci seguito, ci ritroveremo tra 2 settimane di nuovo qui con 30 Minuti SPI.